Un cordiale saluto a tutti gli intervenuti e naturalmente un ringraziamento dovuto e doveroso a quanti hanno contribuito a realizzare questa bellissima opera che ci apprestiamo a svelare. L'obiettivo che questa amministrazione si è posta è quella di rendere sempre più bella questa che ho definito una sorta di bomboniera che è il centro storico della nostra città. Ma permettetemi anche due brevi e semplici considerazioni. La prima: anche questo intervento non è frutto di azioni, diciamo, episodiche o interventi tipo una tantum, ma fanno parte di un disegno complessivo che l'amministrazione comunale da anni ha messo in cantiere per fare in modo che questo centro storico venga qualificato come ai bei tempi. Questo centro storico deve essere un contenitore da vivere, ma anche da amare, perché è patrimonio di tutti. La seconda considerazione: bisogna fare attenzione noi tutti a tenere gli occhi aperti, ma tenere soprattutto gli occhi aperti al bello, alla bellezza, perché quando gli occhi si chiudono non siamo più curiosi e perdiamo la sensibilità che invece la bellezza ci dona. E la bellezza, anche attraverso l'intervento che fra poco sveleremo, ci mostra tutta la sua capacità di comunicazione e pertanto la bellezza richiede a noi tutti di riuscire a mantenere e a salvaguardare quel grande patrimonio che abbiamo e soprattutto che i nostri vecchi ci hanno consegnato. Spetta a tutti noi cercare di fare in modo che questa città cresca, ma cresca soprattutto lungo i fasti che l'hanno contraddistinta negli anni e nel tempo. Grazie per essere stati qua. Do la parola all'ingegner Guido Anese, il nostro responsabile dell'area tecnica, per una breve spiegazione di quanto è stato realizzato. Grazie Assessore Villotta. Il Liston è il luogo simbolo di noi portoghesi, ci siamo affezionati per antonomasia, è il luogo del passeggio, dell'incontro, della socializzazione, è il luogo di memoria, luogo dove una comunità si incontra e si riconosce. È anche un luogo fragile come è la città storica, nei suoi edifici, nei suoi palazzi, nelle calli, nei ponti, nei cantieri che in questi anni abbiamo cercato anche di riqualificare, e quindi ogni tanto ha bisogno di restauro, di riqualificazione. Così è successo nell'Ottocento, intervenne a metà dell'Ottocento l'ingegner Bon, sostanzialmente togliendo la vecchia pavimentazione in cotto, messo a spina di pesce, che era ormai completamente andata, e costruendo sostanzialmente le due piazzette, piazzetta San Marco fino al limite di Piazza della Repubblica e piazzetta Catinari invece, dove oggi ci sono gli uffici delle assicurazioni generali. Lo fece con della pietra di Aviano. Nel 1929, quindi nel Novecento, toccò all'ingegner Aldo Scarpa. Aldo Scarpa ha ridisegnato il Liston nel perimetro che siamo abituati a vedere anche oggi,
e ha sostituito la pavimentazione dell'Ingerbon con una pavimentazione in quadrotti di cemento e graniglia chiara. Tocca a noi oggi, ed è toccato a noi oggi, nel XXI secolo, intervenire nuovamente, ma tutti noi ricordiamo come era solo 2 anni fa, era anche a rischio di caduta questa nostra piazza. Che cosa si è fatto? Si è sostituita la pavimentazione, come detto, in quadrotti, con una pavimentazione in pietra d'Istria, Orsera, con intervallate alcune liste invece di giallo d'Istria. Si sono ridisegnate le aiole, si sono ripristinati, restaurati e riportati all'impianto ottocentesco gli antichi lampioni a doppio braccio, che vedete, e si sono ricollocate, interpretandole in chiave moderna, anche degli elementi e delle panchine, degli elementi di seduta. Tutto questo è quello che si vede, non si vede più quel che è stato fatto sotto e che si è fatto in tutti i precedenti interventi di arredo della nostra città storica, del nostro centro storico. C'è il completo, la completa sostituzione e potenziamento dei sottoservizi, quindi sono state rifatte le reti idriche, di fognatura e tutta l'impiantistica. Cosa dire per concludere? Speriamo, io lo dico da funzionario del Comune e con l'orgoglio anche della struttura che rappresento e che lavora con molta attenzione e anche con molta passione a queste cose, perché le sente, è la nostra città. E speriamo di aver fatto del nostro meglio, che sia anche apprezzato questo intervento e che quindi si possa in qualche modo lasciare un segno anche tangibile di questa volontà di recuperare e di far in qualche modo rinascere la bellezza di questa nostra città. Grazie. Ecco, prima di accettare e anche di indossare la stola, prima di accettare l'invito di benedire un leone veneziano, ho visto e ho letto il codice di diritto canonico. Se un friulano può benedire un leone veneziano. Mi pare che non dovrebbe esserci contrasti, perché la storia si è intrecciata anche tra Friuli e Venezia, e rimanendo il nostro centro di Portoguaro riferimento ora dell'una, ora dell'altra patria. Prima di dare la benedizione vorrei suggerire e augurarmi che oltre l'Iston, che in greco si dice agora, era il luogo dell'incontro, e più che del pettegolezzo era il luogo del dialogo, e sarebbe desiderabile che ritornasse l'Iston
come momento di convivialità, di comunicazione, uscendo anche dalle proprie case, perché voglia o non voglia colgo una forma così di individualismo e non di partecipazione talvolta attiva, ma anche di presenza nella comunità. È una speranza al vice sindaco che proseguendo il listone si giunga anche, magari per una entrata laterale, a guardare il campanile, che anche quello richiederebbe un restauro quanto mai positivo e propositivo. I tempi non sono tra i migliori, ma credo che gradualmente, quando si rende più bella la città, si guarderà in alto e oltre a vedere il leone di Venezia vedremo anche il nostro campanile, ecco, più dritto e più solido. Ora invochiamo da Dio il suo aiuto per poter essere una comunità, capace cioè di ritrovarsi, capace di relazionarsi e capace anche di comunicare, di discutere se si vuole, ma mai perdendo l'unità. Diciamo un Padre nostro insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi, sulle nostre famiglie e sulla nostra città, che rendendosi sempre più bella diventi anche sempre più accogliente. Per Cristo nostro Signore. E buona serata.